Filippo Fiori, coordinatore Confartigianato Imprese di Treviso, provinciale. Una giornata splendida. Sì, sono dei progetti che servono alle scuole per aiutare i ragazzi a compiere una scelta più possibile matura e consapevole per il proprio futuro. Nello specifico si tratta di ragazzi di terze medie e quindi si trovano di fronte alla scelta della scuola superiore. È chiaro che però bisogna guardare anche un po' più in là e quindi devono anche orientare la propria scelta in base alle proprie capacità, alle proprie qualità, ai propri talenti, ma anche le opportunità che si possono trovare appunto vicino casa, qui a Conegliano nello specifico. E quindi lo spettacolo ha portato sul palco due artigiani di due settori diversi che hanno raccontato la propria storia, la propria attività, le motivazioni che hanno spinti a essere artigiani e ciò che li spinge ogni giorno a fare questa attività, a affrontare nuove sfide per rispondere anche alle esigenze dei clienti. L'altro progetto è un'evoluzione in un certo senso, ma ha sempre questo fine, solo che trasforma in questo caso i ragazzi delle scuole medie in dei produttori di contenuti. Sono loro a raccontare gli artigiani e a trasformarli in cartoni animati, per questo li abbiamo chiamato artigiani animati, e quindi hanno questi mesi per costruire una storia con l'aiuto del gruppo Alcuni e con noi, con la disponibilità degli artigiani di andare a scuola per aiutarli a arricchire la propria storia, a renderla realistica e vederla poi magari trasformata dagli alcuni. Se saranno selezionati, se vinceranno questo concorso, potranno vedere il proprio cartone animato realizzato oppure anche un cortometraggio. Confartigianato Imprese Conegliano, Severino Dalbò, presidente, sempre sul pezzo, sempre attenzione a quello che sarà il futuro dei ragazzi. Oggi è importante la giornata proprio perché raccontiamo ai ragazzi quello che potrebbero fare domani. Per le imprese del nostro territorio è quanto mai importante avere dell'attenzione sul dare questo tipo di indicazioni ai ragazzi. Lo vediamo anche in questi giorni sui giornali, la carenza di collaboratori che hanno le imprese che si affacciano a questi mestieri. Con questa iniziativa vorremmo dire appunto ai ragazzi che i mestieri dell'artigianato sono mestieri che nel tempo si sono innovati, si sono evoluti e anche a livello di dimensioni hanno delle dimensioni che sono aumentate. Basti pensare, i dati sono di questi giorni, che nell'ultimo anno il 71% delle assunzioni fatte nel mondo dell'impresa proviene proprio dalla piccola e media impresa, quindi questo è un elemento ancora più interessante. E con questa iniziativa vorremmo dire, facendolo in modo scherzoso, in modo divertente, grazie alla collaborazione del duo comico Gli Alcuni, vorremmo dire ai ragazzi: guardate anche a questi mestieri, perché dentro questi mestieri potrete trovare quello che fa al caso vostro. L'idea è quella che ognuno segua sempre il proprio talento per riuscire ad avere successo nella propria vita, professionale e no. Sì, i ragazzi sicuramente si sono divertiti, le immagini parlano chiaro e l'idea di insegnare a loro qualcosa facendoli divertire penso che sia un'idea vincente. Sicuramente oggi si sono portati a casa delle storie raccontate dai nostri testimoni artigiani e dei mestieri che fanno parte delle nostre categorie che sicuramente tutti non avevano ben presente. Manuel Campardo, titolare di una società di marketing che ha fatto passi da gigante negli ultimi 5 anni. Ho sentito raccontare prima la storia ai ragazzi cercando di passare un messaggio che è importante per il futuro del loro lavoro. Sì, quello che i ragazzi secondo me devono realizzare è che nonostante quello che viene detto spesso, in Italia ce la si può fare senza avere le spalle coperte, senza avere raccomandazioni, senza avere le cosiddette spintarelle. Noi siamo partiti, io ho 32 anni, sono partito ormai 8 anni fa, quindi molto giovane, siamo partiti con 100 euro nella cantina di casa mia, quindi non eravamo i più bravi, i più intelligenti e tutto, quindi se ce l'abbiamo fatta noi ce la si può fare e spero che questo messaggio sia passato ai ragazzi, che non abbiano paura di buttarsi, che non abbiano paura di seguire quelle che sono le loro passioni e soprattutto il coraggio di pensare a come possono effettivamente trasformarle in un lavoro come abbiamo fatto noi.